direi di avere anche... Adesso ne parliamo, professor Pascolini. Intanto che eravamo in pubblicità abbiamo un pochino, come sempre avviene in trasmissione, abbiamo introdotto altri argomenti, però allora abbiamo visto come non ci sia, diciamo, uniformità di vedute tra quello che diceva il professor Varsoli e Pascolini, che era Pascolini sicuramente un po' più pessimista. Mascia, lei su quella che è la possibilità, c'è una possibilità effettiva? In che situazione siamo oggi? No, certamente siamo in una situazione abbastanza inquietante per quanto riguarda la vita di relazioni internazionali, però è anche vero che non tutto è liquido, c'è qualcosa di solido in questa società e innanzitutto l'organizzazione internazionale, che non è così solida come vorremmo, però è un punto di riferimento. Le Nazioni l'incipit della Carta delle Nazioni Unite inizia: noi popoli delle Nazioni Unite decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra. Quindi bisogna ritornare agli ideali delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite, prima di essere un'organizzazione internazionale, è un grande ideale, e non dimentichiamoci che le Nazioni Unite nascono grazie soprattutto agli americani, a Roosevelt, no? Quindi sono i nipotini di oggi, no, che stanno portando il mondo alla rovina. Ora, non c'è dubbio che le Nazioni Unite sono ciò che i suoi Stati membri vogliono che siano, in particolare quelli più forti. Questo è del tutto evidente, però non c'è alternativa al multilateralismo se vogliamo fermare la corsa agli armamenti. E il problema quindi è come potenziare l'organizzazione internazionale multilaterale. In questo momento l'Unione Europea ha un'autostrada aperta se volesse giocare un ruolo nel sistema della politica internazionale per potenziare e democratizzare l'organizzazione delle Nazioni Unite. Quindi quello è il nostro punto di riferimento, non possiamo pensare a qualcosa di diverso, e non dimentichiamo che le Nazioni Unite sono quell'organizzazione internazionale che ha sviluppato il nuovo diritto internazionale, quello dei diritti umani, quello che proscrive la guerra, che vieta la guerra, no? Guerra che è vietata dalla Carta. Ricordiamo che anche proprio l'anno scorso, no? Il 7 luglio, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato il trattato. Più no? che l'Assemblea, sia una conferenza internazionale delle Nazioni Unite ha approvato il trattato sulla proibizione delle armi nucleari. Grazie, questo è un elemento secondo me che possiamo sottolineare e condividere, grazie anche al ruolo di una coalizione internazionale di organizzazioni non governative, certo, che hanno dato vita questo elemento di novità al movimento oggi, Aiken, che poi è quale è stato assegnato la il Nobel politica per la internazionale pace. non è più fatta soltanto dagli Stati, no? Ci sono anche altri, certo gli Stati fanno il bello e il cattivo tempo, però ci sono altri attori, no? In particolare le organizzazioni della società civile che possono avere un ruolo molto importante. Certo, professor Casa. Al di là di quelli che sono appunto i principi, i concetti, giuste cause per cui bisogna frenare questa espansione nucleare, la maggior parte delle persone non si rende conto degli effetti che ancora noi stiamo subendo da quelle esplosioni che abbiamo visto. La radioattività è ancora in giro per l'aria, e se abbiamo un incremento di certe forme di certe patologie, lo dobbiamo proprio anche a questo. Allora, per fare un esempio molto eclatante, dopo la bomba di Hiroshima ci fu un disastro, nascevano figli deformi, moriva gente di tumore in quantità enorme, e non è detto che a distanza di anni, come dicono per esempio dell'isola di Bikini, non è vero che è risanata perché ha piovuto, quindi la radioattività se n'è andata, la radioattività rimane, e non occorre toccare una quantità enorme di particelle, basta che una particella in qualche momento entri nei miei polmoni e si fermi lì, e la probabilità è elevatissima ancora adesso anche in Italia, pur non essendo un territorio diciamo atomico,
E questo può creare delle patologie che sono mostruose. Quanti tumori escono fuori dalle radiazioni atomiche? Allora, non è soltanto se le faranno esplodere queste bombe atomiche che hanno in magazzino o sono attaccate, ma quello che stiamo subendo noi è che ci sarà un incremento delle esplosioni atomiche, sarà un disastro per tutta l'umanità in qualsiasi parte del pianeta possa essere. Perché nel ciclo paleartico ancora adesso trovano radiazioni, a livello stratosferico ci sono ancora particelle radioattive e vengono controllate, quindi non ci rendiamo conto di quello che è stato fatto e chi ha fatto queste cose, cominciando da Gorbaciov, scusi? No, povero Gorbaciov. No, non ho detto che è l'unico che non ha fatto niente, ma Khrushchev e tutti gli altri che hanno utilizzato le bombe atomiche, no? Non si rendevano conto di cosa stavano facendo, di che danno creavano nell'atmosfera che sarebbe rimasto per millenni. E c'è tuttora. Allora dobbiamo discutere come costringere queste persone che sono propense, come sta succedendo adesso nella Corea del Nord, alla costruzione di bombe atomiche perché non si rendono conto cosa stanno facendo. Allora, perché tutto questo conflitto? Come ho detto la volta scorsa, la Corea, il conflitto degli anni 50 ancora permane. Né gli Stati Uniti, né la Cina, né allora l'Unione Sovietica, adesso Russia, hanno dato un taglio a questa situazione. Il 38° parallelo è ancora un punto di divisione di una nazione. È come se in Italia, a metà del territorio italiano, all'altezza di Roma, ci mettessero una riga e dice l'Italia del nord è comunista, l'Italia del sud è un'altra cosa, no? Allora, in tutti questi anni non c'era la possibilità di arrivare a coniugare una soluzione migliore rispetto a questa, perché ci troviamo di fronte a un idiota di un capo di uno Stato che trova soltanto attraverso una bomba atomica la possibilità di sviluppare una sua politica internazionale, e troviamo dall'altra parte un presidente neoeletto che accoglie stranamente questa sfida e addirittura vuol dirottare una portaerei in direzione della Corea. No, fortuna che i generali americani l'hanno mandato in Australia, no? E poi gliel'hanno anche raccontato. Allora, questo è il problema. Non è il problema della bomba atomica, è il problema dei neuroni che stanno nel cervello di alcune persone. Mano Spano, vuole aggiungere qualcosa a questa analisi del professor Casen? Sì, è difficile giustificare questa realtà, che certamente è mossa da obiettivi specifici. Il fatto che il Pentagono così annuncia come la capacità offensiva degli Stati Uniti è venuta meno, hanno armamenti come dire, del passato, non aggiornati, è una delle menzogne evidenti a tutto il mondo. È partito un rafforzamento di tutta la capacità bellica americana già con Obama. Hanno investito 100.000 miliardi, no? Adesso anche Trump ha fatto una proposta di ulteriore finanziamento, è stata votata all'unanimità da tutti, quindi dai democratici, dai repubblicani, e hanno aumentato la cifra che Trump, già un po' cattivello, no? Aveva proposto. Quindi c'è un progetto insano che va in questa direzione, quindi rispetto a queste cose che non sono più permissibili, non possiamo noi come umanità andare avanti con questo stile, chiunque sia il protagonista, io parlo di alleanze infinite tra i popoli della terra e non belligeranze infinite. Perdoni solo una breve riflessione, e quindi dobbiamo cominciare a dare testimonianze. È possibile che l'unico paese che abbia abolito l'esercito e trasferito le sostanze per l'offesa alla difesa alla cultura sia il Costa Rica?
35 anni fa, per quello Kofi Annan, quando era segretario generale, istituì l'Università Internazionale delle Nazioni Unite e la denominò per la pace, proprio per premiare questo gesto. È rimasto l'unico paese al mondo, E allora, un po' di parole d'ordine che prima scandalizzavano, oggi divengono necessarie. Fuori l'Italia dalla Nato e fuori la Nato dall'Italia. Dobbiamo cominciare a riprenderci questa, che è anche una sovranità politica, una sovranità poi monetaria e culturale. Noi siamo un popolo che deve lavorare per la pacificazione di tutta l'umanità. Questo è il destino, è il cambiamento d'epoca. O capiamo questo, oppure questi fatti sembrano quasi scontati e normali. Poi se vuole diremo quanto l'Italia spende in questo e non c'è soldi per la scuola e la sanità. Certo. Io però volevo coinvolgere il professor Pascolini perché abbiamo parlato anche di avanzamento tecnologico, abbiamo visto la bomba Zara, dopo il suo intervento vedremo anche come venivano fatti i test negli anni 50, diciamo, quindi i primi test. Però la tecnologia, l'informatica, l'intelligenza artificiale stanno entrando in un settore che insomma ci esporrebbe a una situazione veramente incredibile, no? Chiaramente tutti i sistemi d'arma hanno un'enorme quantità di componenti cibernetici, tutti quelli nuovi, tutti i sistemi satellitari, gran parte dei sistemi di comunicazione, di controllo e di trasmissione delle informazioni sono di tipo cibernetico, e questi sono dentro un po' tutti i sistemi d'arma. Ma ci sono degli sviluppi specifici dell'applicazione della cibernetica per avere dei sistemi autonomi, ossia che sono in grado di valutare la situazione, prendere informazioni, esprimere dei giudizi e intervenire. In maniera assolutamente autonoma, quindi senza l'intervento dell'uomo. Alcuni di questi sono necessari, per esempio, nei sistemi antimissile. I sistemi antimissile che si basano, quelli in particolare quelli contro i missili a breve gittata, i cosiddetti THAAD, quelli che sono per esempio installati anche nella Corea del Sud e sono installati da Israele, devono prendere decisioni nel giro di pochi minuti e pertanto non c'è il tempo di passare l'informazione dai radar al valutatore umano, per cui questi già sono praticamente completamente autonomi. Gli sviluppi che forse implicano dei problemi che vanno al di là dei problemi militari, ma sono problemi che coinvolgono proprio alla base il nostro modo di pensare, sono la creazione di sistemi automatici sempre più evoluti da utilizzare sul campo di battaglia. Già adesso ci sono molti robot che operano nei campi di battaglia, in particolare lo sminamento, raccolta di informazioni, sia droni sia proprio anche automi che camminano, si muovono nel campo di battaglia, e ci sono delle ricerche per renderli completamente autonomi anche per offendere, ossia per poter colpire. E questo è un punto molto critico di cui stanno occupando anche i filosofi, perché questo è delegare a dei sistemi automatici la decisione di anche colpire gli uomini. Questo è uno di sviluppo molto preoccupante, ma queste ricerche stanno andando avanti in tutti i paesi, sia in Cina che negli Stati Uniti che in Russia, quindi questo è un problema delicato anche dal punto di vista proprio morale e filosofico, però voglio dire, l'automazione è sempre maggiore, quindi con tutti i rischi che poi questi sistemi cibernetici possano essere colpiti, quindi c'è tutto lo sviluppo diciamo, di forme anti sistemi cibernetici, quindi la situazione rende ancora più incerta, instabile e pericolosa la situazione mondiale. Certo, allora andiamo a vedere invece cosa succedeva negli anni 50, anzi per la precisione, prima abbiamo due filmati del 52 e del 55, siamo nel Nevada, nel poligono diciamo, dove si effettuavano i test nucleari negli Stati Uniti, nel Nevada.
strada, vediamo allora cosa succedeva. Un filmato dell'Istituto Luce. Nei deserti del Nevada i generali Keane, Swing e Mark Clark assistono ad un nuovo esperimento sull'uso dell'atomica. Questi uomini appositamente addestrati ed equipaggiati sono i primi che assistano ad un'esplosione nucleare. Ecco che cosa avviene a 7 miglia. Sotto questi soldati la terra trema. Bisogna tenere conto che la detonazione si fa sentire per un raggio di 400 km. L'esperimento aveva per scopo di saggiare l'impiego tattico della nuova arma in operazioni con truppe di terra. Il documento che pubblichiamo è stato tenuto segreto fino a oggi. Si tratta della 21ª atomica fatta esplodere dagli americani. Commissione Energia Atomica, campo di Mercury. Segretezza è la parola da ricordare. Ufficiali e macchine da presa sull'orlo della zona sorvegliata da un elicottero. 1000 metri sopra questo bersaglio avverrà l'esplosione. A 4 miglia reparti di soldati su cui si saggeranno le reazioni fisiche e morali. Si contano i secondi. 3, 2, 1, 0. Un'immensa falda di luce intorno a cui il cielo si annera. 40 secondi di allibito silenzio. E sui tecnici illividisce il lampo. Un apocalittico astro di vapori alla temperatura di 1.000.000 di gradi, 100 volte più brillante che il Sole. Le strie sono quelle dei traccianti lanciati per misurare come l'esplosione ne incurvi le traiettorie. Rivediamola al rallentatore. Un segno. Fuori le truppe e contemporaneamente giù i paracadutisti. In precedenza con un contatore Geiger si era misurata la radioattività del terreno. L'atomica è dunque applicabile nelle azioni terrestri. Ecco qua, Spano allarga le braccia. Sì, è veramente disperante vedere una cosa del genere, no? Anche con le cavie umane. Certo, no, beh, i soldati appositamente addestrati nel primo caso, nel secondo caso per capire quali erano anche gli effetti psicologici. Che fine hanno fatto questi soldati? C'è questa gente che è morta, è morta di cancro, è morta di 1000 malattie. No. Pascolini non è d'accordo. Bisogna capire ogni cosa noi siamo naturalmente radioattivi, io, lei, quando due si baciano si scambiano radioattività, perché abbiamo la radioattività. Onde elettromagnetiche. No, radioattività, noi siamo tutti siamo radioattivi perché abbiamo dentro il potassio che è radioattivo e fa parte di noi. Inoltre abbiamo anche un po' di trizio, quindi la radioattività fa parte della natura. Quindi sono i problemi di quantità di radioattività. Quindi per cominciare ad avere degli effetti bisogna arrivare a dei livelli estremamente alti. Esistono zone della Terra in cui la radioattività naturale è 400 volte quella che noi abbiamo in queste zone. E la gente vive normalmente da secoli in condizioni, per cui non è che una particella produca qualcosa, bisogna che ci sia una notevole quantità di radioattività perché ci siano gli effetti. E quindi le previsioni, quando facevano queste esplosioni, anche della prima, gli scienziati sapevano benissimo, le previsioni che c'erano sono state tutte confermate, quindi non è che fosse terra incognita, le previsioni c'erano, naturalmente non erano conosciute dai soldati, ma chi organizzava, produceva queste cose in genere aveva molte informazioni su cosa si aspettavano, c'erano delle sorprese. Faccio una domanda, lei sarebbe andato lì? Beh sì. Io no. Voglio dire, sì, perché non lì, allora, non la a 20 radioattività metri. si misura in quantità e in tempo, perché se una particella rimane dentro il mio organismo per un certo periodo di tempo, altera quelli che sono. Ma è sempre, ma siamo tutti pieni di radioattività da quando nasciamo fino a quando si muore. L'intensità radioattiva di alcune particelle è diversa rispetto a una radioattività normale che noi abbiamo diffusa. Abbia pazienza, non è? Radioattività è radioattività. Allora, certo, ci sono i neutroni che dipende dall'energia, ci sono i gamma, però voglio dire, gli effetti sono sempre quelli di ionizzare
e di modificare e colpire le cellule. Quello che noi sappiamo, la difficoltà anche nella terapia con radiazione è dovuta al fatto che le cellule, se sono danneggiate in certo modo, recuperano il danno. Certo. È necessario, perché una cellula muoia, che il DNA sia speccato in più punti, quindi queste sono condizioni abbastanza particolari, per cui anche voglio dire, non è che ci sia il bianco e il nero, dipende dalla quantità di radioattività che uno assorbe, in quanto tempo e così via. Quindi se nei miei polmoni entra polvere radioattiva non mi succede niente. Io non sono d'accordo, dal punto di vista biologico è un'assurdità. Come no? Perché il nostro corpo è da sempre, e tutti i corpi, gli esseri, la vita sulla Terra c'è perché c'è radioattività, altrimenti non si sarebbe sviluppata la vita sulla Terra. E per quanto tempo? Con quale intensità è localizzata dove? Perché se io ho una particella nei polmoni o nel fegato è diverso che averla diffusa su una superficie come quella del corpo. E poi che tipo di radioattività? Questo è l'altro aspetto. Certo. Allora, se mi resta dentro per 20 anni, 30 anni, abbiamo dei tumori che emergono a distanza di decenni. Non è che io vengo colpito dalla radioattività e immediatamente mi ammalo e muoio. Se è troppa sì, ma altrimenti ho particelle che rimangono nel mio organismo a distanza di decenni, io vado incontro a delle patologie mortali. Questo è stato constatato in biologia e in medicina ed è così. Adesso quanta radioattività, che poi all'interno del nostro organismo ci sia un potenziale radioelettrico e un potenziale radioattivo, noi siamo radioattivi, io e lei siamo radioattivi. Anche radioelettrico. Radioelettrico non lo so, questo. Quindi stiamo parlando di radioattività, e questo è certo. I nostri neuroni funzionano perché emettono degli impulsi, no? Ecco, quindi. Comunque è drammatico vedere come la prima bomba atomica in Giappone abbiano fatto evaporare quel soldato a distanza di qualche chilometro dall'esplosione, no? Il disegno del suo profilo era contro una parete. Questa è una potenza di una bomba atomica, è la prima diciamo lanciata. Oggi siamo a livelli decisamente moltiplicati come forza aggressiva. Poi è vero quello che tu dici, ma è anche vero, visto che siamo anche vicini al problema, per esempio, non lo cito in termini provocatori ma esemplificativi, la storia dei vaccini, quando uno dice ma i metalli pesanti, ma uno li ingoia anche mangiando. Certo, ma mangiando io ne assumo lo 0,05, poi viene espulso. Se me lo inietto in vena va dritto al cervello, supera la barriera ematoencefalica. Ecco, allora dobbiamo vedere in che ambiente si determina il processo. Ecco, allora in questa situazione dove l'inquinamento regna sovrano, dove si dice che anche i terremoti sono frutto del fatto che nel nostro Tirreno ci sono esperimenti nucleari che fanno esplodere bombe, la Sardegna è fatta da 16-17 poligoni di tiro e sono tutte bombe di tipo nucleare o comunque della stessa significato. Questo è un mondo che ormai è talmente inquinato che anche qualcosa che può sembrare naturale viene esaltato all'ennesima potenza. Poi è molto vero che qualsiasi patologia degenerativa può avere un'incubazione anche da 20 a 30 anni, un tumore non emerge immediatamente ma viene coltivato, la dimensione media è questa, però oggi si sta accorciando anche l'emivita della patologia degenerativa. Perché? Perché ci sono più fonti che in qualche modo intaccano le cellule e quindi c'è una moria che supera. Pascolino però non era d'accordo sulla questione. Io direi che i problemi che abbiamo di fronte sono già abbastanza gravi, per cui non bisogna aggiungere cose fantasiose e folli. Esperimenti nucleari in Sardegna, esplosioni nucleari in Tirreno che fanno venire i terremoti.
vediamo quello che è certo, perché è già abbastanza grave. Secondo me la situazione è già grave, quello così, di introdurre paure ulteriori fanno dimenticare quelle secondo me reali, per cui io direi che abbiamo già abbastanza sfide, carne al fuoco. Abbiamo delle sfide di fronte. Il professor Mascia diceva che in varie fasi i movimenti dell'opinione pubblica sono stati importanti e sono importanti, hanno portato all'abolizione dell'esplosione dell'atmosfera, questo è frutto dei movimenti di reazione quindi indirizziamo eventualmente lo sforzo in questa... le preoccupazioni della gente non su problemi che non esistono, ma sui problemi concreti, come quelli del controllo, l'eliminazione delle armi nucleari, è già un obiettivo, secondo me, senza aggiungere. Sai come si dice, lo diciamo spesso, no? Pensar male si commette peccato, però spesso ci si azzecca, no? Allora, dobbiamo andare un attimo in pubblicità, abbiate pazienza, ma anche noi abbiamo le nostre pause, come dire, di calendario, di programma. Ci fermiamo un attimo, torniamo subito a TV7 Match e parliamo, a me piacerebbe dare uno spazio anche a quella che sarà forse una novità, la questione del Ministero della Pace, giusto Mascia? Ma ne parliamo tra poco, dopo la pausa pubblicitaria.